E quando sono le 16:34 e 03 secondi, torniamo in diretta con Di sabato pomeriggio su Cusano Italia TV 264 del digitale terrestre, ancora per qualche giorno, dal 4 dicembre anche su 122. Mi raccomando, voi vedete un po' di qua, un po' di là, ci troverete. Adesso andiamo a ricordare, Massimo ti rubo qualche secondo, andiamo a ricordare i 4 cantanti in gara per il contest Io canto per. Andiamo con le schede al codice 01 Bubbles, con il codice 02 Ari, con il codice 03 Milen e con il codice 04 Greta Cerrone. Il numero è il 342 627 5717. Mi raccomando, solo messaggi WhatsApp, quindi con il codice, il messaggino e basta, non telefonate assolutamente. Grazie a Manuel e torniamo a te. Ai nostri, a me. A noi, ai nostri alle 6 segni, stelle. agli altri 6 segni, che poi c'è la gente che dice ma il mio segno ultimo quando arriva, mai. Vabbè, li mettiamo in fila. Ci dovete stare, ci dovete guardare. Appunto. Allora cominciamo dalla bilancia, giusto? Sì, perché la bilancia che si è goduta un periodo molto bello, molto gratificante, avendo avuto Venere che a 29 gradi sta uscendo praticamente. E godetevi questo weekend perché lunedì esce nella notte, quindi però sono sempre loro, hanno questi buoni aspetti dal Sagittario di Marte e del Sole, quindi sono energizzati, sono tutti così belli attivi, possono fare tante cose. Sta per arrivare la Luna, quindi novità, sorprese, stati d'animo piacevoli. E Mercurio è in Capricorno, quindi non fa un aspetto positivo e non va bene, quindi può, diciamo, creare qualche ritardo, qualche disguido, qualche contrattempo, specialmente negli affari, nelle contrattazioni, nelle cose, insomma ci può essere nei soldi che non arrivano, che ritardano un po' e non c'è quella prontezza di riflessi. E vabbè, quindi bisogna accettare. Poi lo Scorpione sta entrando Venere. La bella notizia è questa: sta entrando Venere, quindi sicuramente saranno più ben disposti verso il mondo, più ben disposti anche verso i compagni, i partner, gli amori, la famiglia, anche l'ambiente circostante. Venere è il pianeta migliore per stare bene, per stare in pace con noi stessi, anche perché spesso crea anche un miglioramento nel tuo stato d'animo, che è qualcosa che va sempre controllato. Questo non ce lo insegna nessuno, purtroppo si impara a suon di problemi, di tristi esperienze, sì, effettivamente, perché io dico sempre aiutatevi, fatevi aiutare da qualcuno, da un terapeuta, dall'agopuntura, dai massaggi. Ecco, io sono stato da Ari l'altro giorno a fare il massaggio del piede perché dovevo, te lo ricordi Ari? Come no? Beh, adesso che sta a casa non sa Ari chi è. Ma, Ari, è un bravissimo terapeuta, Ari Simran, che ha scritto pure vari libri. Lo porteremo in trasmissione un giorno. Doveva venire da te a fare l'intervista. Sì. Praticamente io sono andato per curarmi perché avevo voglia, avevo bisogno di rimettere in sesto un po', perché sai, qui purtroppo la grande malattia di tutti è lo stress, perché siamo impegnati in 1000 cose e chiaramente poi... Sempre più veloce, la vita è sempre più veloce sì. e non sempre ci si fa, insomma, stare al no, passo. appunto, questo è il grande, sì, è un grande inganno, questo è un grande inganno, ecco. E quindi però quando passa Venere è un grande aiuto invece a rimetterci in pace con noi stessi e anche col mondo circostante. Venere è un massaggio. Sì, esatto, il brava. massaggio dell'anima. Brava, ecco, esatto, brava, hai detto bene, hai dato una bella immagine, è così, è così. E poi il Sagittario è quello che sta un po' il protagonista del momento, ospitando il Sole e la sua corte. Per il momento ce n'ha un pezzo di corte perché c'ha solo Marte. E tra un po' dopo arriverà Venere, perché dopo... però appunto avendo il Sole, avendo Marte, sono molto spinti a fare, sono al centro dell'attenzione, hanno un sacco di entusiasmo, che loro già sono il segno dell'entusiasmo, della voglia di vivere. Certo, i nati ai primi gradi, come i nati ai primi gradi dei Gemelli, come i nati ai primi gradi della Vergine, hanno questo rapporto difficile con Saturno, che però, ritornando al discorso di prima, che poi forse abbiamo lasciato anche in sospeso, perché poi ci siamo messi a parlare di Ospite che dei suoi film, e Saturno non è necessariamente così negativo, state sereni, perché sfascia tutto in certi casi, ma perché quella cosa non è giusta, non funziona.
È inutile essere circondati da amici falsi che non sono amici. È inutile che vi tenete un marito che non è più vostro marito o una moglie che non vi ama. Cioè, quindi è quasi un amico? No, Saturno è come ti aiuta a questo è un punto, come dici giudice, tu. è un giudice severo, no? Ok. È proprio la vita, il fato che ti toglie quello che spesso noi per paura ci teniamo, un catorcio di moglie, un catorcio di marito, un catorcio d'amico, un lavoro traballante che non è il nostro, che dovremmo fare un passo ulteriore, no? E spesso Saturno sfascia questo affinché tu abbia poi la forza di trovare in te stesso, perché poi tanto a un certo punto, quando ci facciamo 4 lire di analisi tutti quanti, siamo tutti contenti di aver superato quello che abbiamo superato. Ti ricordi quando, quando abbiamo parlato io e te dei nostri rispettivi guai, che hanno delle coincidenze? Non a caso poi abbiamo pure la Luna in coincidenza, io e te, pensa un po'. Dove siamo arrivati? Al Capricorno, devo correre. Sì. Ecco, fermiamoci, lasciamo perdere gli acquari. No, per carità. Allora, il Capricorno sta ospitando Mercurio, quindi è in piena attività e poi gode sempre di questo bel transito di Venere, della Luna e di Giove, quindi il Capricorno dovrebbe andare bene, insomma, tutto sommato. Ottimo. Gli Acquari invece hanno questa Venere che si mette pure un po' messa male, Giove già ce l'hanno quadrato da sempre, sono aiutati dal Sole e da Marte che va in aspetto positivo, quindi hanno più energia, ma sono sempre un po', non hanno le idee chiare, stessero attenti ai documenti, ai quattrini, a quello che firmano e a quello che dicono. I Pesci sono alle prese con questa rinascita di vita, perché Saturno è a 1 grado, cioè a mezzo grado, insomma, proprio all'inizio. E comincia questo percorso. Stessero attenti ai denti, tengano d'occhio i denti, tengano d'occhio un po' tutto, perché quello che esce fuori adesso deve essere messo a posto. Questo è il linguaggio che ci hanno tramandato gli antichi e questo racconto. E questo raccontiamo l'oroscopo colto di Massimo Bomba. Oggi si ferma qui, io ti ringrazio, ci vediamo la settimana prossima e passiamo la linea a Mauro Russo con Pittori a confronto. Buon pomeriggio a tutti e benvenuti all'11ª puntata di Pittori a confronto. Oggi parto con una frase di un grandissimo artista e operatore artistico del secolo scorso, che è Andy Warhol, che diceva: la pop art è un modo per amare le cose. Ecco, sotto questa traccia ho il piacere di presentarvi un pittore piuttosto singolare, un pittografo, Enrico Tubertini, che oggi è qui presente in studio con una sua opera. Benvenuto Enrico, e grazie per aver accettato l'invito. Sicuramente sarà una di quelle puntate che ricorderò e ricorderemo in particolar modo, perché tu provieni da un sacco di cose, da molte cose legate alla pittura, ma fai tutt'altro perché lavori col digitale. E quindi questa è un'esperienza che è uno slancio per il futuro, perché tu ti occupi di digitalizzazione attuando dei sistemi coloristici, prendendo spunto anche da immagini dell'ultima parte del secolo precedente e del Novecento, per poter usare un linguaggio attuale. Mi pare di aver capito, ed è così che il tuo lavoro è impostato. Ecco, insomma. Allora, ecco, raccontaci da come strutturi tu le tue cose e il perché giustifichi certe immagini, certi simboli piuttosto che altri. Allora, innanzitutto salve a tutti, salve al tuo pubblico, e ciao Mauro, grazie di avermi invitato. Io sono un artista digitale, cioè io cosa faccio? Io utilizzo gli elementi della vita delle persone per creare il loro ritratto. Questo sembra una cosa in realtà molto, molto semplice, perché dici fai il pittore, dipinge, fai il ritratto. No, in realtà io non uso colori, io uso delle forme colorate che mi vengono date dal committente. Cioè io vado a casa delle persone, e siccome a casa nostra noi siamo pieni di oggetti, siamo pieni assolutamente di ricordi, questi ricordi per noi sono legati a delle emozioni, ma che non viviamo più. Cioè quando noi entriamo in casa non abbiamo più le emozioni del perché quell'oggetto è in quel posto, perché quella foto è in quel posto, perché quel colore è in quel posto, perché quel divano è di quel colore, perché quella tenda è di quel colore. Ecco, io
tramite la personografia, così da me denominata, vengo a casa tua, ti fotografo tutti gli elementi di casa tua, li faccio diventare elementi della mia tavolozza digitale e con quelli dipingo. Quindi cosa succede? Succede che io non dipingo con dei colori, ma con delle forme colorate date dal committente. E cosa succede soprattutto? Che quando il committente va a rivedere l'opera, in questo caso io l'ho fatta per Warhol perché amo Warhol e amo la pop art, e ogni tanto faccio delle icone della storia, ho fatto questo, sto lavorando su Frida, ho fatto Freud, ho fatto Dante, dovrò fare Einstein, Merlin e via dicendo. E quando vanno a rivedersi è proprio un momento di enorme gioia per la persona. Io ho visto nel momento in cui ho consegnato la personografia al committente e c'era tutta la famiglia, ho visto piangere lui e la famiglia commossa, in più c'erano anche gli amici che erano presenti dentro la personografia, e tutte dita di persone che dicevano: guarda qua sono io, qua sono io, qua sono io, guarda che bello, guarda, e tutti erano emozionati. Ecco, partendo dal presupposto che l'arte salverà il mondo, noi, so anche che tu sei un artista, quindi sei un pittore, noi abbiamo questa missione, abbiamo la missione di emozionare. Ecco, io tramite la personografia non solo ti emoziono, ma ti do la possibilità di mettere un punto fermo nella tua vita di tutto quello che è stato prima e averlo davanti agli occhi. E ogni mattina quando ti svegli, la guardi e dici: io ho fatto quella cosa lì, io ho vissuto quell'emozione lì, io ho fatto quella scelta lì, io ho fatto quel viaggio lì, io ho costruito questo locale qua. Qualunque cosa che sta nella personografia ti racconta. Quindi mi sono inventato una tecnica emozionale digitale, perché vengo dalla fotografia. Ecco, è interessante questa cosa, che io ti vedo da studioso di storia dell'arte, da pittore. Sì? Subito salta all'occhio il fatto che tu in maniera attuando delle furbate, Enrico, sì, tra virgolette, perché tu sei molto sei stato sì, come lo era quel personaggio che è raffigurato sulla superficie, Andy Warhol, che forse è l'uomo più furbo degli ultimi 200 anni. Ha capito il periodo e ha utilizzato... Allo stesso modo di come lui ha sfruttato il volto di Marilyn o il volto di Coca-Cola o le Esso, perché si sentiva molto piccolo di fronte a questi colossi, lui si è impossessato di quel marchio per dire: non sono io a lavorare per voi, ma siete voi, al momento che vi trasporto sulla tela, a lavorare per me. Tu stai sfruttando addirittura il suo volto. Sì. Hai personificato lui per rimanere in scia. Quindi mi sento di dirti: tu ti senti di essere un artista pop o stai lanciando? Perché siamo di fronte a un qualcosa di veramente nuovo. Come identifichi la tua pittura? Se tu dovessi dare un nome, un marchio, un simbolo, perché si parla di tanti simboli, dove la collochi? Perché la pittografia è un qualcosa che esiste da tanto tempo, ma relativamente. Sì, mi riferisco a Schifano quando trattava con le tele emulsionate. È un qualcosa che risente un po' degli anni '80, del Novecento, poi questo poi è sparito nel corso degli anni. Tu la riprendi, però tu parli di colore, perché mi rivolgo al pubblico da casa, le sue composizioni sono cromaticamente giustamente contrapposte, e quindi tu hai a che fare con la pittura in un certo senso. Allora, io fin da bambino non sopportavo i pennarelli. Presente il tuo compagno di classe che ha l'astuccio? L'astuccio, butti dentro tutti i pennarelli e non c'è una logica cromatica. Io impazzivo. Io avevo la mia scatola di Carioca, Dumbo, quello che erano, tutti in ordine cromatico, come sono le mie camicie nell'armadio, come sono i miei maglioni nell'armadio, i miei pantaloni. Non posso esimermi dall'avere l'elemento tipo arcobaleno, cioè una crescita cromatica, perché fa parte di me, fin da bambino l'ho fatto. Questo cosa mi ha dato? Mi ha dato la possibilità di utilizzare il colore, il contrasto, la cosa che mi dicono sempre quando faccio un'opera, mi dicono: sì, un'opera digitale, ma il colore lo usi veramente bene, cioè sai dare profondità al colore. Perché? Perché io penso che il colore, e questo mi viene dal fatto che sono stato anche un fotografo, poi dopo cinema, ho fatto anche cinema, il colore ti dà la possibilità di
personalizzare o personificare l'emozione della persona stessa. Cioè ognuno ama un colore, ma ama tutto ciò che arriva da quel colore. Cioè nel senso il colore ti dà luce e questa luce ti inonda e ti fa stare bene, ti emoziona. Perché se noi fossimo una vita in bianco e nero, che sarebbe più reale, come diceva Wenders, ma il colore ti dà proprio come dire, una sorta di ventaglio, di possibilità emotive, che il bianco e nero te lo dà, ma non te lo dà in maniera luminosa. Guarda, Enrico, tu hai parlato, poco fa hai parlato di cinema. Sì. Ecco, io rimanendo sulla tua scia, non a caso un certo Federico Fellini, Sì, c'è un'affermazione di Fellini che dice: a me serve un colore in quella strada, in quel momento, Vero, in vero. quell'immagine, io ci faccio passare un gatto. Vero, Per dire il colore, vero. ma a me non serve quel gatto. Quindi No. vedi come il pittore può pensare in maniera cinematografica e il cinema può riversarsi sulla pittura. Quindi è un fatto importante questo, perché tu mi dicevi nelle nostre chiacchierate precedenti, Sì. prima della trasmissione, che volevi accostarti al cinema, quindi tu sei cinematografico. No, ma io quando... l'ho anche fatto, nel senso tu mi hai fatto riferimento a Fellini, io sono arrivato a Roma con il sogno di essere Rubini dell'intervista. E ho lavorato a Cinecittà, io appena sono arrivato a Roma ho lavorato a Cinecittà, quindi ho conosciuto Cinecittà, ci ho lavorato dentro. E però dopo un po' è caduto un pino marittimo, il simbolo, quegli alberi che dalle mie parti non c'erano, è caduto su un pullman. E ho pensato, vabbè, ma allora il cinema non è proprio... E piano piano ho deciso di abbandonarlo il cinema, ci ho lavorato, ho fatto i film, ho lavorato nei film, ho fatto aiuto regista, ho fatto tante cose a Roma. Poi dopo ho deciso, ho aperto anche un teatro a Roma, penso un teatro di Quinto. Ecco, perché tu arrivi da Bologna, Io vengo sei da nato a Bologna, Bologna, hai studiato al assolutamente. DAMS di Ho studiato Bologna. al DAMS, ma a un certo punto sai cosa ho pensato? Ma se io faccio l'artista, io posso fare assolutamente come mi pare. Non devo parlare con un produttore, non devo parlare con una troupe, non devo mettere d'accordo gli attori, non devo stare dietro le bizze degli attori o alle bellezze degli attori. Devo stare semplicemente a un committente, perché lavoro molto su commissione, che mi dice cosa vuole e non mi dice cosa vuole, mi dà un'immagine. Poi sono io che tramite gli elementi che mi manda o che io vado a fotografare a casa sua, a quel punto mi creo la mia tavolozza. E dove è tutta magia, tutta solitudine, tutta roba che devo fare io. Invece in un film è un lavoro lunghissimo, è un lavoro meraviglioso, scrivi, poi dopo ti metti lì, dirigi, ho fatto il set, ho diretto, però tutto sommato la meraviglia che si crea quando tu sei da solo con la tua tavolozza digitale è una roba, io vado in trance, cioè nel senso che se qualcuno mi telefona io rispondo dall'oltretomba. Pronto? Cioè, stai proprio in un altro mondo. È particolare questa cosa, perché tu in un certo senso non stai citando nessuno, ma stai parlando di grossi registi. Che poco fa abbiamo citato Fellini, però se io penso a Hitchcock che affermava il cinema è la vita dove non ci sono più i momenti di noia. Tu stai parlando allo stesso modo. È vero. Hai riversato quello che era il tuo sentire cinematografico sulla superficie e ti sei servito, come dire, in maniera, ecco perché ritorno all'affermazione furbo, no? O guarda, virgolettato, no? Perché la furbizia, vedi, apparteneva anche a Picasso, perché si tratta anche di rubare a volte, ma si ruba non per scimmiottare, ma per rimanere, come dire, inebriati da un qualcosa che già è esistito. Certo. È una sorta di processo, come Giovan Battista Vico diceva che esistono dei corsi e dei ricorsi storici. Certo. Forse è un ricorso storico il tuo, ma nelle tue affermazioni ci vedo anche un messaggio politico. Vedi, io mi trovo allo stesso punto dipingendo un limone piuttosto che un qualcosa che esiste dalla notte dei tempi, però lo faccio, come dire, come un rilancio per il futuro. Quindi c'è una sorta di ritorno all'ordine in chiave digitale. Mi pare di aver colto questo, perché sei molto articolato tu nelle immagini, quindi tu parleresti di simbologia in tutte quelle immagini, oppure c'è un qualcosa legato soltanto all'acromia? No, c'è un percorso, ogni personografia ha una sua storia.
Cioè io non mi metto ecco, vorrei lì. che No, descrivessi questa c'è cosa, perché assolutamente una storia. mi sembra un po' un gioco, no? Mi ricorda quei giochi di società un po' una tua superficie, dove ci sono Tipo le il gioco case... dell'oca, devi fare un percorso, Monopoli, Esattamente. il gioco dell'oca, insomma, Esattamente. Monopoli. In realtà c'è sempre uno studio dietro la personografia, perché all'interno del volto c'è sempre l'intimità del personaggio. Non a caso all'interno del volto di Warhol c'è tutto ciò che rappresenta la Factory. Quindi c'è lui con Basquiat, c'è lui con Kate Haring, c'è lui con tutte le persone, c'è lui con... vabbè, non mi ricordo. Vabbè, insomma, diversi personaggi che hanno fatto parte del mondo della Factory. In più, però, io mi ricordo di questo fatto che Warhol partecipò a Love Boat. Sì. E noi siamo figli degli anni 80, voglio dire, Love Boat lo guardavamo, mare, profumo di mare, esattamente, perfetto. Quindi, posso arrivare, faccio cose che la regia mi dice no, ma lo devo fare, perché questo brano, te lo ricordi, Alex? Non è preparato. Profumo di mare di Little Tony. Pensa che ho iniziato la mia carriera con Little Tony come Fantastico. cantante, ovviamente. Pensa a questo brano, che cosa mi ricorda. Io ho fatto questa irruzione, tu lo sai, prima cosa perché so che lui è un pittografo, mai sentito in vita mia. L'ho inventato. Esatto. Esatto, Me lo sono inventato il ecco, pittografo. perché pensavo fosse una mia Gio, carenza. stavamo cercando proprio di dire che lui è lì quando la pittura diventa invenzione. Che cosa straordinaria, cosa Che meravigliosa poi che è dalla questo quadro. personografia, che questa è una personografia, quella prima ancora era la pittografia, vengono le trasmutografie. Queste sono trasmutografie perché i singoli elementi che stavo dicendo prima, ad esempio questa di Love Boat, ma anche tutte le Marilyn, che tra l'altro, e tutte le opere che io ho fotografato nei musei in giro per l'Europa, Io non le ho sono prese da qui per internet. venirti incontro perché c'è una foto che ti appartiene, bisogna mandare un contributo dalla regia, assolutamente, ecco qua, vedi, altrimenti Mauro dice ma questa foto dov'è? Eccola qui. Beh, questa è una collettiva che dobbiamo fare, presentata in realtà a cura della critica d'arte internazionale Marta Locke a Firenze, è una collettiva dove saranno esposte delle opere, dove sarà esposta, ecco, per dire, questo piccolo particolare, adesso, Te lo sei perso, questo però c'è, ok. è un'opera 90x90 con resina sopra, perché dopo ci metto la resina, perché non è che prendo il singolo elemento, ci metto la resina e la lavoro. Beh, complimenti. Verrà esposta insieme a un'altra che sta qua sotto, sì, questa qua piccolina. Quante belle cose che impariamo grazie ai diventano tuoi per ospiti, singole. Mauro. Diventano per singole, io sto pubblicando tutti i giorni su Facebook. Bellissimo. Ogni Enrico, giorno. immaginiamo un vestito così, no? Questo sarebbe un elemento. Se io dovessi fare una Sarno personografia di Gio di Sarno, io esatto, partirei diventerebbe fotografando questo. un'installazione. Partirei fotografando questo e facendo diventare il mio bianco o il mio nero. Perché poi per fare la personografia devi comunque crearti una base dove hai un bianco e un nero. Esatto. Ma non è mai un bianco e un nero. Questo È una partenza. no, questo sarebbe perché poi moltiplicato diventerebbe o più bianco o più nero, diventerebbe qualcosa che è il mio bianco e il mio nero, ma è una parte del tuo Grazie vestito. per questa bella novità che ci hai portato. io Il ti tempo è finito, ringrazio, Mauro. ti ringrazio. Baciatevi, Dai, abbracciatevi. bellissimo. Noi ci vediamo Bellissimo subito incontro. dopo la pubblicità. Che bello, grazie.